Buonasera e bentornati a Checkpoint. Oggi ci vogliamo occupare di poligoni militari e di servitù militari. La Sardegna infatti è il territorio italiano, la regione italiana con il maggior numero di servitù militari e vogliamo affrontare l'argomento alla luce degli ultimi fatti di cronaca. Innanzitutto l'inchiesta del procuratore di Lanusei Domenico Fiordalisi, che ha aperto una duplice inchiesta nel gennaio 2001 per disastro ambientale, omicidio colposo plurimo, per l'inquinamento e l'abnorme numero di casi di tumore, in particolare linfomi e leucemie tra i pastori e gli abitanti di Perdasdefogu e delle zone limitrofe al poligono interforze militare del Salto di Quirra. E di recente ha chiesto anche il rinvio a giudizio per 20 indagati. Si tratta di ex comandanti generali e maggiori, e tra questi c'è anche il sindaco di Perdasdefogu, Walter Mura, tutti accusati a vario titolo. E poi un altro fatto di cronaca che riguarda il processo a carico del fotografo indipendentista Nino Fancello, 54 anni, di Olbia, a giudizio a Cagliari per essere entrato nel 2005 nell'area del poligono militare di Capo Teulada assieme ad altri militanti di Sardigna Nazione. Ne parliamo con due graditi ospiti che sono proprio subito con Nino Fancello, al quale chiedo subito perché è stata necessaria la manifestazione a Capo Teulada, qual era l'obiettivo? Abbiamo a cuore questo problema, è un problema che coinvolge tutti, non solo a livello così epidermico ma a livello profondo, anche perché alla luce, come appunto nella tua presentazione, degli ultimi fatti portati avanti dalla Procura del Sarrabus, cioè precisamente per il Salto di Quirra, ne sono venute fuori delle cose molto pesanti, cioè gente che sta morendo, gente che è morta, cadaveri che vengono riesumati, fetti di animali molto strani e così via. Questo è quello che è stato scoperto perché è stata portata avanti questa indagine in maniera molto profonda da un certo procuratore, ma noi crediamo che non solo a Quirra esistano queste cose, ma anche in tutti gli altri poligoni militari, partendo da Teulada, che è un territorio di circa 7.500 ettari fuori dalla giurisdizione del popolo sardo, e quindi per portare avanti, ma anche in tempi non sospetti, perché ancora non era iniziata l'indagine su Quirra, perché si parla di fatti risalenti al 2005, precisamente il 22 ottobre 2005, un comando di Sardigna Nazione al nome del patriota Francisco Tilocca è penetrato quindi inneggiando alla liberazione di questo popolo. Noi siamo stati lì per richiamarci alla sovranità su questo territorio. Volevate in qualche modo attirare l'attenzione, l'indagine, l'inchiesta della procura di Lanusei, nel caso specifico di Quirra, è recentissima, però da anni gli attivisti o comunque dei movimenti cercano di attirare l'attenzione dell'opinione pubblica su quello che accade in questi poligoni. Quindi c'è stata proprio la necessità di occupare? Sì, si è trattata di un'occupazione, sì, di una sì, manifestazione? Che cosa era la vostra? Ma la nostra era una manifestazione per ribadire la sovranità del popolo sardo su questo territorio. Noi pacificamente siamo entrati su questo territorio, abbiamo issato la bandiera nazionale sarda, la bandiera del nostro movimento, e abbiamo fatto come una sorta di esorcismo, cioè una preghiera, un canto per cercare di allontanare questi demoni che avvolgono il nostro territorio. E su questo, e in base a questo, così ci hanno condannato. Io sono finito a processo da ormai 7 anni, una storia infinita. Eravate in tanti, sì. però a processo insomma c'è finito soltanto sì, uno, sì. ne parleremo. Bettina Pizzurra, anche l'attivista di IRS è stata protagonista, come ho detto prima, di diverse clamorose proteste, come se sia necessario in Sardegna dover protestare per far sentire la voce. Nel 2003, in particolare il 23 luglio, lei ad altri attivisti In un poligono militare dove si rischiano per lo Stato italiano da 1 a 6 anni, questa è la loro versione.
Io invece credo di aver compiuto un'azione che tutti i sardi dovrebbero fare, cioè mettere i piedi sul proprio territorio senza che nessuno gli possa creare problemi. Io avevo anche la necessità di andare a fotografare in quel territorio dove insistono delle realtà archeologiche molto antiche, dalle Domus Deianas ai nuraghi, cioè non è concesso neanche quello. Sì, perché lo ricordiamo, lei è anche fotografo, quindi insomma di Sì. professione va Sì, alla sì, sì. ricerca di siti archeologici. Quindi va quasi di pari passo, perché ogni volta mi scontro con delle realtà impossibili. Se nel mio lavoro vado a fare una fotografia di un paesaggio, oggi abbiamo le immagini, la nostra skyline è piena di pali, di antenne, soprattutto di parchi eolici. Rivolgiamo l'obiettivo al cielo ed è impossibile riprendere una nuvola come si deve, perché tra le scie chimiche e tutto il resto, insomma, sta diventando molto. Ma tornando proprio al fatto a sé, io sono accusato di un fatto talmente ridicolo, che è così strano che allo Stato italiano porti avanti un processo da 7 anni con tutte le spese, con tutto quello che concerne dietro, e lo strano è che sia anche un giudice sardo a difendere lo Stato italiano per i danni che sta arrecando su questo territorio. Ci vorrebbe anche un po' di coscienza da parte della magistratura e di chi indaga. Perché venire a indagare me? Io ho fatto delle immagini che sono su internet, le può vedere tutto il mondo, ma non ho fatto nulla di falso. Questa è la realtà e tu mi vuoi condannare per la realtà. Quindi, Ma è stato condannato per... Ma eravate in tanti, perché sì, soltanto lei? Ma credo che sia anche quella una strategia politica militare, cioè separare dal gruppo per poter colpire meglio. Credo che dentro la loro testa ci sia quello, non può esserci altro motivo. Insieme a Teulada noi soffriamo anche in altri territori, si parla di Quirra, si parla di Decimomannu, di Capofrasca in generale. Sappiamo che a Decimomannu sono successi dei fatti troppo strani anche lì, cioè le forze NATO che fanno delle esercitazioni che diventano pericolosissime. Tant'è vero che nel 2010 per l'esercitazione di un militare israeliano appartenente alla IAF, all'International Air Force israeliana, ha compiuto delle esercitazioni, ha superato la barriera del suono, creando i fastidi che si possono creare a bassa quota, sembrava che stesse facendo divertire le persone, perché si divertiva a fare il tunnel, loro lo chiamano, cioè capovolgimenti degli aerei da una parte all'altra. Anche quello è un aeroporto con la più alta percentuale di voli, 450 voli giornalieri, e questi sul territorio che cosa lasciano? Lasciano veleni, xilene, lasciano piombo. In che maniera? Perché chiudiamo questo per ampliare quell'altro. Quindi c'è qualche idea così di che Teulada venga chiusa, Capofrasca venga chiusa, per aumentare appunto gli spazi utilizzabili o comunque per utilizzare Quirra in maniera più profonda, per quello che diceva Bettina prima. Quindi ringrazio naturalmente Bettina per la vicinanza del movimento IRS. Ricordo che a sostegno di questa battaglia ieri a Cagliari nei giorni scorsi a Cagliari vi erano tanti movimenti vicino a noi, da Gettiamo le Basi e agli altri movimenti indipendentisti, ai Verdi, tutta gente che è vicina così, ma le persone che erano vicine lì sono quelli che sentono e sono le più motivate. L'appello è rivolto a noi sardi, a tutta la popolazione sarda, che noi non possiamo, cioè, a Orgosolo c'è un murales con la scritta "Beato il popolo che non ha bisogno di eroi". Noi non possiamo fare gli eroi, noi non possiamo fare queste cose qua, deve essere tutto il popolo. Quindi la prossima volta a Teulada non andiamo 3 gomoni, ma andremo in 50 pullman. E queste sono le cose da fare, perché io e Bettina, i nostri movimenti fanno tanto, ma dobbiamo farlo tutti noi sardi. Ma ricordiamoci che c'è qualcosa che forse ce lo impedisce, e ce lo impedisce lo studio a tavolino, che è una nazione
tra le più potenti del mondo, di circa 60 milioni di persone, sta mettendo in campo per mantenere un'altra nazione, una delle meno popolate del mondo, con 1 milione e mezzo. Dell'Italia, naturalmente. Sì, sto parlando dell'Italia. Sì, beh, essendo che apparteniamo all'Italia, questo è il 151esimo anno sotto, ecco, quindi non è che i nostri nonni, i nostri bisnonni fossero italiani, non sa, l'Italia manco esisteva, ci hanno preso il nostro re per fare il re d'Italia, quindi sono tutte... Quindi non dobbiamo aver paura, l'Italia potrebbe continuare a essere una buona amica, la potremmo aiutare a pagarsi i debiti, la potremmo aiutare diversamente, ma che ci lasci in pace, perché ci stanno rubando il futuro, ci stanno rubando le nostre ricchezze, i nostri luoghi, il nostro ambiente. Noi lo vogliamo condividere con Proviamo tutti a parlare della gente del posto, perché in qualche modo è vero che ci sono stati dei movimenti, voi attivisti, insomma, indipendentisti, vi date da fare per portare alla luce le problematiche che inevitabilmente ci sono in seguito alla sperimentazione, soprattutto nel poligono di Quirra, di inquinamento, ma anche di malformazioni. Questi sono, insomma, dati oggettivi. La gente però, la gente del posto, in qualche modo si è anche lamentata di tutti questi proclami di chiusura, o comunque non vuole che venga chiuso il poligono perché molti lavorano lì all'interno del poligono. Poi anche un'azione che aveva fatto il procuratore Lanusei, Domenico Fiordalisi, quando ha messo sotto sequestro alcuni terreni agricoli proprio per, come precauzione, per verificare se nel terreno ci fossero insomma, dei materiali inquinanti, dell'uranio o comunque qualcosa di simile, e c'è stata la rivolta dei pastori. Quindi in qualche modo come si conciliano le due cose? Allora, a distanza di 11 anni dobbiamo dire che... impegnati perché tutta la Sardegna è da salvaguardare, siamo in pochi, però il territorio... Il procuratore Domenico Fiordalisi vi ha coinvolto nell'inchiesta? Siete stati sentiti? Sì, io sì. Che volevo fare? È un appello a chi di dovere dovrebbe difendere le persone e il territorio, e sono quei politici in carriera che sono diventati ormai schiavi di un sistema che ci sta portando alla morte, alla necrosi di tutto il popolo, ci sta rubando il futuro. Quindi questa politica che non è capace di controllare, di mettere in atto delle azioni perché questo popolo stia bene, non ha ragione di esistere sul nostro territorio. E quindi dobbiamo cercare tutti quanti di fare uno sforzo. A proposito delle persone, nei giorni scorsi parlavo con un militare italiano che diceva: a me mi mandavano a prendere la mondezza, la sporcizia, le armi e nei campi così, vestito da militare semplice, mentre c'erano gli americani con le maschere, con i guanti, con le tute. A noi i nostri generali, i nostri comandanti, quelli che avrebbero dovuto salvaguardarci, ci mandavano a fare queste cose. Ho parlato con un padre che hanno dovuto riesumare il cadavere della figlia di 28 anni, a sua volta con 2 figli, dove nelle ossa sono state ritrovate le tracce di torio. Cioè, la quotidianità della gente che vive intorno a quei territori lì è ormai deteriorata. Questi territori, Teulada, Quirra, sino a che non arrivavano le basi militari, erano equiparati a tutti gli altri territori della Sardegna. Oggi gli spazi della Sardegna si sono evoluti, quei territori invece è rimasto il danno, il bistrascio di un territorio insanabile. Noi abbiamo concluso. Dicevo sì, dobbiamo un po' osservare un doppio. L'ultimissima cosa, come si pone di fronte al processo? Si dichiara colpevole o innocente? Mi dichiaro naturalmente, cioè, non si tratta né di innocenza né di colpevolezza, io non ho commesso nulla se non calpestare il territorio in cui vivo e così. Loro hanno dei problemi a catalogare la sua azione. La mia azione. Allora, grazie a Nino Fancello, attivista di essere stati i nostri ospiti oggi a Checkpoint, grazie a voi telespettatori, vi do appuntamento alla prossima puntata di Checkpoint, arrivederci.